Sì, buongiorno a tutti e benvenuti a una conferenza stampa che come opposizione in Consiglio regionale abbiamo ritenuto necessario convocare per fare il punto politico su quello che sta accadendo in questa fine legislatura. Ringrazio dunque Elena Ostanel del Veneto che vogliamo, Arturo Lorenzoni, lo speaker delle opposizioni, Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, Renzo Masolo, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, perché siamo sinceramente molto preoccupati della piega che sta prendendo questo finale di legislatura. Era infatti difficile pensare che la vicenda legata al fine corsa di Zaia come presidente di regione si sarebbe trasformata in un macigno così pesante e dannoso per il Veneto. Credo infatti che ci siano ben pochi precedenti di una figura istituzionale che abbia deciso in maniera studiata di gestire la sua uscita di scena con un atteggiamento così palesemente livoroso, con una trama che sembra raccontare la storia del dopo di me, il diluvio, che mette grandi ostacoli al futuro di questa regione, sia dal punto di vista della gestione finanziaria, di cui diremo nello specifico alcune cose dopo, ma più in generale sugli spazi di agibilità che spetteranno a chi arriverà dopo il presidente Zaia. La volontà della Giunta che abbiamo appreso, dalla stampa, di voler procedere con l'esercizio provvisorio e quindi con la presentazione di un disegno di legge che chiede al Consiglio l'autorizzazione a gestire almeno i primi 4 mesi del 2026 il bilancio della Regione attraverso appunto l'esercizio provvisorio, a nostro giudizio è l'inevitabile conseguenza della volontà del Presidente di spostare la data delle elezioni regionali all'ultima finestra possibile. Ad oggi, infatti, indiscrezioni di stampa, mai dichiarazioni ufficiali, raccontano che le elezioni per la Regione del Veneto si terranno il 23 di novembre, quindi l'ultimo giorno possibile. È chiaro che questa è una volontà politica che Zaia ha perseguito fin dall'inizio ed è a nostro giudizio una strategia irresponsabile che non ha alcuna motivazione di tipo politico, di tipo tecnico, di tipo del bilancio della regione, ma che è esclusivamente legata agli interessi e ai destini personali del presidente uscente. E questo fa impressione, si rileva come una contraddizione profonda rispetto alle affermazioni, alle dichiarazioni di affetto per questa regione che il Presidente continua a mettere in campo. Chi decide di costringere il Veneto a votare il 23 di novembre, obbligando la nostra regione ad almeno 4 mesi di esercizio provvisorio, non vuole bene al Veneto e non ha a cuore gli interessi delle imprese, delle famiglie della nostra regione, che si aspettano non soltanto di avere un nuovo Presidente, un nuovo Consiglio, una nuova Giunta, ma soprattutto di avere risposte ai bisogni che emergono. E non lo diciamo solo noi, lo dicono le imprese, lo dicono i cittadini che hanno delle necessità e che non si spiegano le condizioni drammatiche in cui si troverà la nostra regione nei prossimi mesi. Una giunta regionale che non ha neppure tentato di presentare una proposta di bilancio previsionale per il 2026, una sorta di navigatore che abbandona la nave quando sembra che quella nave non abbia più un luogo sicuro dove condurlo. Un po' come dire: io ho finito, arrangiatevi, tutto il resto non dipende più da me. Questo mentre ovviamente la nostra regione si troverà a fare i conti da qua ai prossimi mesi con delle emergenze sociali sempre più gravi, dovrà fare i conti con la voragine della pedemontana su cui torneremo nelle prossime settimane e che non potrà fare questi conti neppure contando su eventuali politiche fiscali diverse da quelle messe in atto finora, perché l'esercizio provvisorio impedisce di fatto la modifica dell'impianto fiscale regionale. Questa è la realtà in cui il personalismo spregiudicato del presidente di regione conduce la nostra regione, e che non ci vengano a dire che è tutto finalizzato a lasciare libertà, maggiore libertà e autonomia di manovra alla prossima amministrazione regionale, perché il bilancio della Regione del Veneto per il 2026 sarà un bilancio alla canna del gas che prevederà al massimo 40 milioni di risorse libere e quindi di fatto
negherà qualsiasi tipo di possibilità di manovra a chi ci sarà. Un bilancio che sarà blindato sotto i colpi dei debiti pregressi, dei mutui contratti, delle spese non differibili. Per questo motivo siamo qua oggi, ognuno poi racconterà il proprio punto di vista, ma ricorriamo ancora al regolamento per chiedere che nell'ultima seduta del Consiglio regionale, quella verosimilmente del 30 di settembre, in cui saremo chiamati a votare appunto l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, il Presidente Zaia si presenti in aula come un atto di responsabilità, quantomeno sotto il profilo politico, delle sue scelte irresponsabili. Non consentiremo politicamente alla maggioranza guidata da Zaia e silente rispetto ai diktat che il Presidente finora ha inflitto al Consiglio e alla politica veneta di chiudere l'esercizio, la legislatura di questa regione di fatto mettendo a repentaglio il futuro dei nostri territori. Cala il sipario tra poche settimane su un ciclo lunghissimo e su una legislatura complicata. La responsabilità di porre la prossima amministrazione regionale in una condizione di difficoltà è una responsabilità che il Presidente Zaia deve assolutamente assumersi venendo in aula, cosa che fa poco abitualmente, ma che stavolta non potrà evitare di fare. Noi siamo qui, lo abbiamo fatto in questi 5 anni, per provare dai nostri banchi di opposizione a dare le risposte ai veneti. Ci abbiamo messo sempre la faccia, avanzando proposte e facendo le nostre battaglie. Riteniamo indispensabile per garantire la dignità delle istituzioni che oggi il Presidente Zaia faccia pure la sua parte, chiudendo in maniera appunto ingloriosa la sua lunga stagione alla guida del Veneto. Chiedo ai colleghi di aiutarmi in questa conferenza stampa, ci alterneremo. Elena Ostanella, Veneto che vogliamo. Grazie a tutti e a tutte, grazie anche ovviamente ai colleghi dell'opposizione che insieme oggi riusciamo a dare un messaggio chiaro al Presidente Zaia e a questa maggioranza, e il Movimento Civico Veneto che vogliamo vuole partire da un messaggio molto chiaro. Le istituzioni, nonostante le state governando da 20 anni, non sono di proprietà vostra. Io partirei da qui, perché l'indecoroso teatrino che abbiamo visto in questi ultimi mesi di scelta ancora non arrivata al successo di una possibile candidatura, della divisione interna all'attuale maggioranza, un teatrino che ha messo al primo posto i pensieri personali e di anche futuro personale rispetto ai bisogni dei veneti è una cosa che non solo è stata indecorosa a vedersi, ma che dovrebbe essere già finita, invece siamo ancora in questo momento qui. Io penso che si poteva evitare un esercizio provvisorio se non si fosse messo davanti all'interesse dei veneti il bisogno personale di futuro del Presidente Zaia e il teatrino della politica brutto da vedere, delle divisioni interne all'attuale maggioranza, che ha spostato fino ad oggi una scelta, quella dell'elezione, della data dell'elezione, che ancora non abbiamo, e quindi il primo punto è: un esercizio provvisorio si poteva evitare nel momento in cui non ci fossero stati questi teatrini interni alla maggioranza che hanno portato ad arrivare fino ad oggi a non avere una scelta sulla data e ad averci obbligato ad una scelta difficile che è quella dell'esercizio provvisorio. Io partirei da qui: si poteva evitare se non ci fossero stati dei giochi interni alla maggioranza non solo indecorosi ma brutti da vedere. Il Consiglio è stato bloccato non solo, negli ultimi mesi, ma io credo già da gennaio. Abbiamo visto un Consiglio che all'ordine del giorno aveva dei provvedimenti sostanzialmente non importanti per il futuro del Veneto. Abbiamo visto un Consiglio bloccato nelle sue prerogative più importanti, e quindi la scelta di mettere anche un Consiglio già da gennaio a lavorare ai minimi termini non ha guardato al bisogno dei veneti. E faccio un esempio: il piano casa, che più volte abbiamo chiesto anche insieme come opposizione di portare all'ordine del giorno di questo Consiglio, e che invece è bloccato nei cassetti della Commissione urbanistica, quando ci sono 8.000 persone che stanno attendendo in una lista d'attesa di poter accedere a una casa pubblica, mentre ci stiamo occupando, e lo vedremo anche oggi, di provvedimenti che di urgente non hanno nulla. L'altro punto è cosa succederà nell'esercizio provvisorio. Visto che ci siamo arrivati per volontà di questa maggioranza e a causa delle loro divisioni,
Mi chiedo cosa succederà, ad esempio, alle borse di studio degli studenti, su cui più volte ci siamo impegnati ad avere il bilancio necessario per poterle pagare. Cosa succederà in un esercizio provvisorio nel prossimo dicembre? Le pagheremo sicuramente in ritardo, nuovamente, e semmai le pagheremo fino in fondo. Ricordiamo che già nel 2024 le borse di studio non sono state pagate anche con l'esercizio ordinario. È un modo irresponsabile quindi di chiudere un'era, sì, lo abbiamo messo nel titolo di questa conferenza, un modo pericoloso di fare politica che guarda prima gli interessi personali rispetto agli interessi della collettività, degli interessi di molti, di pochi e non di molti. Tra l'altro, mi viene anche da dire, un esercizio provvisorio che viene sì per scelta politica, ma dettata da chi? Io penso da Meloni e da Salvini, alla faccia dell'autonomia e alla faccia dell'autonomia del presidente Zaia, che tendenzialmente racconta di smarcarsi e di volersi smarcare dalle scelte politiche nazionali, e invece non è così. Anche questo esercizio provvisorio che oggi ci troviamo a dover subire è un esercizio provvisorio che è stato scelto probabilmente non qui, ma anche negli equilibri con Roma. Quindi chiudiamo un'era in maniera decorosa, assolutamente, e mi viene anche da dire rispetto al fatto che c'è un altro dei grandi temi su cui il Presidente si era più volte in conferenza stampa impegnato a fare qualcosa, penso al tema del fine vita, su cui ovviamente ci siamo spesi tantissimo. Ecco, il Presidente Zaia ha fatto conferenze stampa quotidianamente negli ultimi, anni per raccontare gli avanzamenti, dove ha promesso anche cose che poi non è riuscito a mantenere. È da un po' di tempo che non si vede in queste conferenze stampa, evidentemente perché teme di dover rispondere ad alcune delle domande che gli stiamo facendo qui. Io chiedo e chiediamo appunto assieme a tutti i colleghi dell'opposizione che non solo venga a riferire in aula della responsabilità di questa scelta, che come abbiamo detto sembra più imposta da Roma piuttosto che scelta autonomamente, ma due anche di e gli dovremmo chiedere se può rendere conto su alcune delle promesse che aveva fatto entro la fine di questa legislatura, penso a una norma sul fine vita, e che ancora non ha mantenuto. Grazie. Lascio la parola ad Arturo Lorenzoni, speaker delle opposizioni. Grazie Elena, buongiorno a tutti. Sì, grazie questa occasione per parlare. È fine dell'era, secondo me ci sta. Un'era impalpabile, non l'abbiamo mai visto, non abbiamo mai avuto l'occasione di discutere sui temi con il Presidente, pur avendo lui una capacità di indirizzo sui suoi consiglieri incredibile, perché nessuno ha mai votato in dissonanza, ma non abbiamo mai avuto la possibilità di fare un dibattito. E questo i veneti lo devono sapere, perché qui le decisioni sono state prese fuori dall'aula. E quello che voglio sottolineare io oggi è la delegittimazione di questo Consiglio, che per me è stata sconvolgente. Da fuori non avevo compreso quanto il Presidente Zaia abbia screditato questa istituzione, non venendo in aula, e l'ultima cosa che ha fatto con l'esercizio provvisorio, che in qualche maniera decide lui e fine così, va tutto quanto. Ecco, questa cosa secondo me i cittadini del Veneto la devono sapere, perché secondo me è estremamente grave. Il fatto che questo Consiglio passi ore a parlare dei leoni marciani e dell'inno del popolo veneto e non faccia nulla per dare delle risposte, per me è di una gravità estrema. L'abbiamo detto, non ora, l'abbiamo detto tante volte, l'abbiamo ripetuto, ma adesso lo vogliamo dire con forza ancora più grande, perché siamo al declino di questo periodo e mi auguro che sia il declino di questo modo di mettere in un angolo questo Consiglio, di non dargli la possibilità di discutere, di confrontarsi, di costruire per i cittadini del Veneto. Ha citato il piano casa e ha citato fine vita la collega Elena Stanel, ma io cito Veneto Territorio Sostenibile, una riforma, lasciatemi mettere le virgolette perché riforma non era dal mio punto di vista, la riforma era, però era un documento che discuteva di urbanistica, non è arrivato in aula. La riforma delle IPAB l'aspettiamo dal 2000 e così tanti altri provvedimenti che sono attesi dai cittadini che lavorano sui vari temi e che invece sono rimasti lì. Ecco, deve venire a galla questa cosa. C'è un altro aspetto che voglio portare all'attenzione di tutti ed è il fatto che diceva bene la collega Vanessa Camani, si lascia la patata bollente a chi verrà dopo. Certo, si lascia la patata bollente per una scelta ideologica. Cioè qui non si è voluta mettere l'addizionale IRPEF per ideologia, perché lo stesso assessore al bilancio si è reso conto che senza di quello i conti non tornano. Ma ostinati fino in fondo, con l'esercizio provvisorio,
muoia Sansone e tutti i filistei, ma non la mettiamo. Quella è proprio ideologia pura, perché nessuno piace mettere le tasse, ci mancherebbe, noi poi soprattutto le tasse non le vorremmo mettere, ma ci rendiamo conto che togliere i servizi per l'ideologia di non mettere le mani in tasca, come piace dire a loro, è veramente un impoverire i nostri cittadini. Allora ecco, io mi auguro che ci sia la responsabilità di dare delle risposte. Mi auguro che la richiesta che abbiamo fatto di venire in aula a discutere, di confrontarsi, di accettare il confronto, sia accolta. Sia accolta, lo ripeto, per rispetto di questa istituzione, perché il non venire qui significa mancare di rispetto all'istituzione, mancare di rispetto ai cittadini del Veneto. E lo richiamo ancora una volta, perché l'ho detto tante volte, ma lo voglio dire ancora, impariamo dalla Repubblica Veneta, nessuno è più grande dell'istituzione, nessuno ha diritto ad avere la statua in piazza San Marco, nessuno è più grande delle istituzioni. E qui invece, col teatrino a cui stiamo assistendo, sembra che qualcuno stia sopra le istituzioni. Tutti i veneti possono fare il presidente fuori che io. Ma di cosa stiamo parlando? L'hai fatto per 3 volte? Tutti i veneti possono fare il presidente 2 volte? Certo, siamo tutti uguali. Non c'è qualcuno più uguale degli altri. Allora ecco, noi siamo qua pronti per questo confronto, ci auguriamo che già martedì prossimo ci sia la possibilità di avviare un discorso serio su quello che è stato fatto, su quello che non è stato fatto, su quello che si dovrà fare per dare delle risposte ai cittadini del Veneto. Noi ci siamo, speriamo di avere qualcuno con cui dibattere, perché tra di noi siamo tutti d'accordo. Lascio la parola adesso alla collega Erika Baldin del Gruppo 5 Stelle. Buongiorno a tutte e tutti, anch'io condivido naturalmente quanto detto dalle colleghe e dal collega che mi ha preceduto. Condividiamo questa definizione di era perché in effetti, come è stato detto, arriviamo dopo un lungo percorso e crediamo che la conclusione sia veramente del tutto ingloriosa. Ingloriosa perché si vuole lasciare come eredità, adesso si usa molto il termine policy, al Veneto e alle cittadine e ai cittadini del Veneto un bilancio che chiaramente ha una serie di limiti molto evidenti, un bilancio provvisorio che non consente ad esempio di ricorrere all'indebitamento, si possono fare solo spese correnti, gestione in dodicesimi, quindi si può spendere veramente in maniera molto limitata le risorse, lavori pubblici solo in caso di urgenza, somma urgenza, le assunzioni possono essere fatte solo quelle già autorizzate e le variazioni di bilancio non possono essere discrezionali, bensì solo di natura tecnica. Quindi una serie di ingessamenti, ingessature che vanno a limitare veramente in maniera pesante i prossimi mesi. Tra l'altro, come è stato detto, non abbiamo la data delle elezioni, veniamo a scoprirlo, forse verremo a scoprirlo dai giornali, mi auguro, ringrazio i giornalisti che sono qui presenti perché molto spesso sono loro a darci le informazioni quando le leggiamo sui giornali e questo è un tema molto particolare anche questo, perché la data delle elezioni non appartiene al presidente pro tempore della Regione del Veneto. La data delle elezioni deve essere condivisa da tutti, da tutte le opposizioni, come è stato fatto anche in altre elezioni regionali e crediamo che serva assolutamente un confronto su quello che deve essere il prosieguo di questa fine legislatura. Zaia non è il capo del Veneto, è il rappresentante di un partito politico che in questo preciso istante ha la maggioranza per governare la Regione del Veneto. Non è detto che sarà sempre così, ma le regole democratiche non le si possono sovvertire per il proprio tornaconto personale. C'è anche il pericolo di una modifica alla legge elettorale per dare la possibilità a oggi chi è assessore di continuare
nell'attività e quindi andare in campagna elettorale a dire noi saremo i futuri assessori. Tante cose si stanno dicendo in questa fine legislatura, è vero che invece le uniche cose che appaiono all'ordine del giorno sono appunto i leoni marciani, dopo si parlerà di Inno Veneto, insomma tutte questioni decisamente secondarie che in un periodo come questo, e oggi ringrazio Vanessa che ci ha offerto le spille in ricordo di quello che sta avvenendo a Gaza, perché non ne abbiamo mai sentito parlare in quest'Aula, non è mai venuto nessuno a riferire o a dirci cosa si sta facendo, dato che avevo fatto anche un atto in tal senso perché il Veneto facesse presente quali sono le conseguenze pesanti di questo conflitto e di tutti gli altri conflitti che purtroppo ci sono qui vicino anche a noi. Quindi il percorso che dicevo è accidentato, è difficile, ma anche pericoloso. Io ricordo che l'Umbria e la Liguria sono andati a elezioni nel 2024, hanno pensato di fare un bilancio macro, diciamo così, per il 2025, quindi dando la possibilità alla successiva giunta di prevedere quello che voleva, esattamente come diciamo noi oggi. Con delle variazioni di bilancio si poteva fare esattamente quello che si voleva. Oggi noi invece consegniamo a novembre, forse, punto di domanda, fine legislatura, una nuova giunta poi si dovrà insediare sicuramente non prima di dicembre, fine dicembre, quindi è troppo tardi per prevedere, programmare tutta una serie di attività che poi vanno a ricaduta poi sui dipendenti regionali, sulle associazioni, sugli enti, sulle imprese. Forse il motivo per cui non si vuole fare questo è proprio quello di evitare di dover per forza di cose, come abbiamo ormai capito dopo svariati anni, toccare l'addizionale IRPEF, cosa che questa maggioranza non ha mai voluto fare, che invece noi riteniamo sarebbe stato doveroso fare, proprio per venire incontro alle esigenze di chi oggi non ce la fa. E anche in Veneto purtroppo queste situazioni ci sono. Oppure all'IRAP, magari ritoccandola ancora di più al rialzo, come è già stato fatto. Ecco, detto questo, abbiamo anche l'esigenza di dire che nel 2026, cioè a pochi mesi, ci saranno le Olimpiadi. Quindi se ci saranno dei casi eccezionali, delle spese che andranno fatte, con questo bilancio provvisorio sarà veramente difficile far fronte alle necessità che vi saranno, che è prevedibile ci siano. Anche su questa partita delle Olimpiadi nessuno ha mai riferito in quest'Aula, in questo Consiglio regionale, quello che sta avvenendo lassù in montagna, perché ci sono delle situazioni veramente preoccupanti anche dal punto di vista della tenuta idrogeologica di quel territorio. E anche per quanto riguarda poi la partita delle infrastrutture che non è per nulla secondaria. Ultima cosa, la questione della candidatura del Presidente Zaia. Allora noi apprendiamo sempre grazie alla stampa che si vuole candidare in tutti i listini come candidato consigliere, quando speriamo insomma che magari sia la volta buona per vederlo un po' di più, perché come dicevano anche i colleghi, il record lo ha battuto su tutti, il Presidente Zaia, record di assenteismo tra tutti i presidenti di regioni italiani. Il 6% di preferenze, se guardiamo invece le votazioni ci viene da piangere, perché lì parliamo dello 0,% di presenza alle votazioni. Ed è un fatto preoccupante perché il Presidente della Regione è per legge anche un consigliere regionale, quindi sarebbe tenuto a partecipare in aula. Ma abbiamo capito che qui senso di responsabilità non c'è, si guarda di più al proprio tornaconto personale e al proprio prossimo futuro, che è quello del Veneto, dei cittadini e delle cittadine del Veneto, che data la situazione attuale anche internazionale è a tinte fosche purtroppo. Ringrazio e lascio la parola all'amico collega Renzo Masolo di Europa Verde. Buongiorno a tutti e a tutte. Ne approfitto anch'io per mettere a posto la mia barchetta, che è un segno che
da parte nostra volevamo portare l'attenzione su un tema che è fondamentale, ma non riusciamo a portarlo in discussione in Consiglio regionale. E questo per noi è veramente un dramma. Io martedì scorso sono partito da Bassano in bicicletta con la bandiera della Palestina sventolante per poter avere un minimo di visibilità nell'opinione pubblica e portare il tema a questo. Cioè l'attenzione nostra. Abbiamo aperto anche la bandiera tutti insieme dentro in aula, il Consiglio regionale, la bandiera della Palestina, perché è fondamentale che il Veneto prenda posizione, è fondamentale che si faccia tramite per spingere il nostro governo a prendere posizione, ad aprire corridoi umanitari, a dare un sostegno concreto, ma soprattutto a negoziare perché finisca questo genocidio, perché finisca questo dramma umano incredibile. Ecco. Chiusa questa parentesi che era dovuta per spiegare anche a tutti il nostro impegno che tra l'altro anche oggi faremo in capigruppo per riuscire a discutere le mozioni che abbiamo presentato per il prossimo Consiglio regionale. Questo tentativo lo faremo oggi e cerchiamo di portarle. Detto questo, non posso anch'io dimenticare, far finta di niente rispetto a questa situazione, a questa atmosfera che si è creata, che sembra quasi surreale. Noi parliamo con tanta gente, incontriamo tante persone, ma è una cosa incredibile pensare che il 16 di settembre non sappiamo ancora la data ufficiale delle elezioni e non sappiamo neanche ancora il candidato o la candidata che rappresenterà il centrodestra. Questa è una cosa incredibile, inspiegabile. E poi inspiegabile è il fatto, e lo ribadisco, ma non per essere ripetitivo, ma lo ribadisco perché è una cosa incredibile il fatto che il Presidente della nostra Regione non venga in aula. Io è un anno e 3 mesi che sono in questo Consiglio regionale e pensavo che ogni tanto il Presidente non venisse perché aveva impegni più urgenti, più importanti, e invece è venuto 3 volte nell'ultimo anno e mezzo, 3 volte l'abbiamo visto, non so in questi 5 anni. Ecco, cioè è una cosa veramente che e i cittadini questo non lo sanno, perché quello che capita nel Consiglio regionale spesso ha meno visibilità, ha meno eco rispetto magari alle dinamiche locali, ma questo devono saperlo. E oggi ci troviamo qui perché per colpa del Presidente Zaia, nel suo giocare al poker politico, ha omesso di fare quello che qualsiasi buon padre di famiglia avrebbe dovuto e voluto fare: adottare una proposta di bilancio ponte, temperato e senza grosse scelte politiche, e redatto in modo da consentire di poter far fronte compiutamente e senza limitazioni alle esigenze dei veneti. Tutto questo avrebbe consentito alla successiva maggioranza, e anche qua è una forma di rispetto per chi verrà dopo, e senza grossi affanni, di poter votare un bilancio che poi poteva venire varato attraverso una successiva variazione. Ma Zaia ha preferito fare il pesce in barile e, se le opposizioni fossero rimaste silenti, questa regione sarebbe stata amministrata attraverso un ben peggiore rispetto all'esercizio provvisorio, gestione provvisoria. Non possiamo nasconderci dietro le parole. L'esercizio provvisorio ha dei limiti enormi, significa rimanere confinati a una quota molto limitata, parte delle cose spese correnti e a poco più, senza possibilità di ricorrere all'indebitamento quando serve, se serve, ma soprattutto senza una visione politica lungimirante. In questa assenza di lungimiranza, il Veneto sta perdendo occasioni, opportunità, treni. E non solo nel senso figurato, perché i nostri treni continuano a essere cancellati o a non partire, simbolo di una mobilità bloccata a un territorio fermo. Ecco, questo passaggio un po' così di immagine simbolico rispetto alla nostra mobilità, soprattutto la mobilità il trasporto pubblico, è veramente emblematico di quello che stiamo perdendo e di quali treni stiamo perdendo. Il risultato è un Veneto che oggi va ripensato e rilanciato. Noi crediamo in un altro modello, una politica vicina ai bisogni reali dei cittadini, non alle telecamere e ai tagli di nastro. Probabilmente era sempre impegnato a stare davanti alle telecamere, a tagliare i nastri,
pur di non venire in Consiglio regionale. Una politica che mette al centro soprattutto le persone più fragili, chi non ce la fa più e rischia di rimanere indietro. Un Veneto che rinunci alla volontà di essere glamour, un po' sullo stile del nostro Presidente, e sia invece più lento, più profondo e più dolce, come diceva il nostro predecessore Alexander Langer. Grazie. No, insomma, adesso ovviamente lasciamo per le domande, se ce ne sono. È evidente che la scelta della data del voto è una prerogativa istituzionale del Presidente di Regione. È notizia di queste ore che il Presidente della Regione Campania ha annunciato la data del voto in quella regione. Verrebbe da dire riusciamo a fare peggio della Regione Campania anche sull'indicazione della data del voto. Zaia invece sta usando questa prerogativa per assecondare le sue ambizioni personali, al punto da bloccare il dibattito politico del centrodestra da mesi solo su se stesso. Non si è parlato d'altro se non del suo quarto mandato, non si è parlato altro della durata del suo ultimo mandato, neppure il candidato si possono scegliere se prima non si è capito quale sarà il lavoro che Zaia andrà a fare dopo il Presidente di Regione. Ha deciso di piegare questa prerogativa sulla data del voto al punto di inibire addirittura la possibilità di azione sul bilancio in una stagione particolarmente complicata. Così nasce l'esercizio provvisorio e la richiesta che ci arriva in questo senso dalla Giunta. Altro che scelta dovuta, altro che azione indispensabile. Andare all'esercizio provvisorio come conseguenza del voto a fine ottobre è una scelta politica che noi definiamo irresponsabile e chiediamo a Zaia, se ha il coraggio di farlo, di venire in aula a spiegarlo al Consiglio regionale. Se nessun altro vuole intervenire, io ringrazio tutti i colleghi di opposizione che sono presenti, oltre ai capigruppo, Anna Maria Bigon, Jonathan Montanariello, Chiara Luisetto, Francesca Zottis, Andrea Zanoni, e lascerei lo spazio se ci sono delle domande chiudendo.